11 Bellini ha vinto il Girona, quindi il Barcellona è terzo e siamo più tranquilli, non è più secondo in classifica, siamo più tranquilli che terzo, si deprimono. Riviviamo un attimo questa partita perché dormendoci un po' sopra, ieri abbiamo visto altre cose interessanti, però oggi ci sono le partite che ci interessano. Cominciamo. Perché che vi devo dire? Io, quello che mi stanno scrivendo in privato, dice vabbè, ma forse se perde quello, non vi posso illudere, già mi sono illuso un po' troppo e poi ci resto male 2 volte. Allora facciamo conto che non succede, e se succede, benvenuto Eldari, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Godiamoci il percorso, veramente, cioè godiamoci una sorpresa se dovesse accadere l'imponderabile, e visto che comunque è un Napoli che gioca di più a pallone rispetto alle ultime uscite, io non rinnego che la scelta di Calzona mi piace ancora, anche se non sono stato un po' deluso dalla partita col Torino, però a livello di classifica lo sapete che è difficile e l'avevamo già detto. Vi voglio dare delle speranze? No, godiamoci il percorso e godiamoci un'eventuale sorpresissima dove dici che meraviglie, però con calma. E questo è il video dove voi lasciate il like adesso, perché adesso che vi faccio vedere 2 screenshot, è capace che non siete d'accordo con me e mi direte tutti quanti: ma perché tu sei disonesto? No, disonesto, insomma, sei fissato con Zielinski. Vi devo far vedere un po' di cose. Devo partire proprio dal minuto 0, perché stanno girando tante cose. Io sui social, no? Girano varie cose, girano tutte le azioni di Kvara molto belle, e girano alcune cose su Zielinski dove invece è per attaccarlo. Lo dico subito: attaccate Zielinski, attaccate Meret, scegliete le vostre vittime, prendetevela e insultateli così, in modo tale che andato via Meret, andato via Zielinski e andato via Juan Jesus, il Napoli risolve e rivince lo scudetto. State tranquilli, quella è la soluzione da fare. Invece di pensare che ci sono dei problemi più profondi, voi continuate a prendere. Io non mi metterò alla difesa a spada tratta di Zielinski e di Meret perché non mi interessa. Per quanto riguarda Juan Jesus, ve lo dico, litighiamo, disiscrivetevi dal canale, non mi interessa. Devi fare sempre il fenomeno, devi fare. Se continuate a dire Juan Jesus, il difensore più scarso del mondo, anche dopo questa partita non guardate le partite, cioè voi guardate non lo guardate nemmeno il risultato, non vi interessa nulla, dovete continuare a insultare per partito preso, e lì non ci sto. Per Meret si può discutere, per Zielinski si può discutere e ne discuteremo, ma su Juan Jesus sono proprio insulti predefiniti, sai, quelli di default. Per quanto riguarda Zielinski, sta girando questa immagine. Sta girando questa immagine qua, no? Tutto il Napoli che comincia, la famosa linea che ci piace assai, e Zielinski così passivo, il body language. E qua ovviamente tutti quanti che devono sottolineare questa cosa, perché Zielinski non se ne frega, è fuori dal progetto, si scoccia, lo fa per immagine fuorviante. E qua deve passare mezzo secondo per farvi capire che ha un senso che lui stia lì e che sembri passivo, ma in realtà serve semplicemente per andare a fare il blocco proprio da football americano, perché la palla deve andare indietro, Ostigard la deve bloccare, Juan Jesus la deve lanciare, e lì serve un uomo che faccia il blocco sul pressing feroce che ti fanno. Quindi lui sta fermo così, finta di essere passivo, ma se voi andate a vedere, si vedono negli highlights, subito è attivo per andare a bloccare, a fare il blocco, proprio la schermata. Quindi Zielinski è nella partita, poi può giocare male, poi può essere non illuminante, e sono d'accordo con voi, mi aspetto di più da Zielinski, che si vada a prendere il pallone e che disegni calcio come è in grado di fare. Non lo ha fatto, in pagella ve lo spoilerò, si becca 5,5, con il Cagliari io gli ho dato 5, ma in questa partita gli do 5,5, ed è anche il peggiore del Napoli, quindi non mi si può dire che lo sto difendendo a prescindere. Ma riguardatevela la partita, non vi dovete nemmeno riguardare tutto, riguardatevi gli highlights, e vi giuro, qua mi dovete solamente credere che non ho cercato highlights, perché poi si possono trovare sicuramente dei momenti in cui Zielinski è passivo.
questi sono tutti momenti della partita che compaiono negli highlights. Per esempio, questo è il passaggio sbagliato di un giocatore del Torino, e poi ci sarà l'intercetto di Politano. Ok, si sviluppa l'azione, Politano salta un uomo e serve Kvara che fa quel tiro parato da Asa. Qua c'è in pressing Anghissà e Zielinski. Ora Zielinski lo deve fare, Anghissà aggiunge il pressing, e lo hanno fatto spesso, si sono trovati spesso a raddoppiare, che era la cosa preferita nostra quando stavamo con Spalletti, cioè la mezzala che si sposta dall'altra parte per rendere più densa il pressing o il possesso palla, e quindi devi avere coraggio, devi avere fiato per poi ritornare e riprendere la tua posizione. E insomma, c'era Anghissà in forte pressing, anche Zielinski in forte pressing, se ne poteva fregare altamente anche Anghissà, perché anche Anghissà attacca e stacca. E invece in certi momenti io l'ho visto molto attivo. Devi far sempre il fenomeno, devi fare. Poi malissimo, se ne devi andare. Anzi, non è se ne deve andare, se n'è già andato. E andiamo tranquilli, state tranquilli, tutti quanti parlano di Gaetano. Benissimo, l'anno prossimo Lobotka, Foloruscio e Gaetano, e stiamo a posto, secondo voi? Va benissimo. Questa è solo l'analisi di questa partita, ci tengo. E quindi dopo il passaggio di Politano, Kvara, qua c'è un'estirada, credo che fosse Rodriguez che stava cercando di recuperare, e insomma Kvara qua cerca di sorprenderlo sul primo palo, ma copre bene Milinkovic-Savic, ha fatto 2 o 3 parate anche importanti. No, questa secondo me era più facile del gol che poi Kvara fa, perché fa un gol non banale. Riempire l'aria, bene che sta arrivando Anghissà, bene che ci sia lì Zielinski, bene che ci sia lì Osimhen, molto, perché poi molti stanno anche dicendo, e secondo me si può discutere, dice il Napoli ha giocato meglio contro il Torino che non con la Juventus, perché con la Juventus abbiamo subito molto di più, però io con la Juventus ero bello entusiasta, e invece col Torino ne sono uscito deluso. Può essere che il risultato mi abbia influenzato? Sicuramente sì, perché andandolo a rivedere vedi tante cose che ha fatto il Napoli. Questa è l'occasione dove per esempio Zielinski può essere più reattivo, è l'occasione di Zapata dove Meret fa una grande parata, e qui la palla viene sporcata da Lobotka, che praticamente colpisce Zielinski, che aveva fatto tutta la rincorsa. Chi manca qua è Anghissà, onestamente, che non ha recuperato, però Zielinski aveva fatto tutta la rincorsa e si è trovato lì a schermare e a provare. Poi gli rimbalza la palla sul piede, che diventa un assist per Zapata. Proverà Juan Jesus a fare delle sue scivolate alla disperata, però in questo caso assist di Zielinski per Zapata, ottima parata di Meret. Però ha recuperato, cioè è questo che volevo dire. Può pure giocare male, però non è che se ne sta fregando, onestamente. Bel colpo di testa di Kvara, anche qui Zielinski. Staccate il video, lo so. No, basta con Zielinski, vi ho fatto vedere, perché poi stava partecipando. Se Kvara invece di tirarla gliela passa, Zielinski è solo e sbaglia, perché Zielinski non è un goleador, Zielinski non è Hamsik, qua non c'è niente da scherzare. E quello che ci dobbiamo ricordare di Zielinski è che quando tutto va bene Zielinski è sontuoso, quando le cose non vanno benissimo è difficile che Zielinski si prenda la squadra sulle spalle e risolva la situazione. Questo lui non ce l'ha, non l'ha mai avuto, né con il contratto, né con il rinnovo, né senza. Questo è una cosa che noi dobbiamo sapere con onestà. Un uomo che invece sta dimostrando che se la prende la squadra sulle spalle anche quando intorno non tutto gira a meraviglia è proprio Kvara, perché il più giovane, il meno pagato, è proprio quello che me la vedo io. Tiro di Politano che finisce centrale, sta arrivando Kvara, c'è Osimhen che secondo me qua fa il movimento sbagliato, perché andando verso il centro aggiungi un uomo, il tuo marcatore, che blocca la visuale praticamente sia di Milinkovic, ma blocca anche l'angolo di tiro di Politano, mentre Zielinski si porta via. Zielinski fa la cosa giusta. 8 a Zielinski in Vangelo, fa la cosa giusta perché arriva fino in fondo, riempie l'aria e si porta via l'uomo. Una cosa che invece non mi è piaciuto fare, lo ha fatto Raspadori, sta girando quell'azione di Kvara contro tutti. A un certo punto Raspadori gli passa davanti per fare una sovrapposizione, ma finisce per portarsi dietro un uomo che blocca ancora di più Kvara, cioè un uomo in più. Sono queste le piccole cose, i famosi dettagli su cui si deve lavorare, e Calzona ci ha detto candidamente non è che
che abbiamo avuto tutto questo tempo per lavorare sui particolari. Ne prendo giusto uno degli interventi ottimi di Juan Jesus. Litigate su Zielinski, non mi interessa, non lo difendo più. Juan Jesus invece sì, perché quando gioca bene con i limiti che ha e che ha sempre dimostrato, con l'età che doveva essere l'ultimo, sta tirando la carretta della difesa da solo, una volta con Rachmani, una volta con Ostigard, una volta e alla fine deve avere la sua considerazione, perché viene insultato continuamente ed un'altra volta bloccati i commenti, non può, perché è così, perché arrivano a raffi. E in questo caso questo blocco porterà poi allo sviluppo e al gol del Napoli. La palla finisce ad Anghissà, che la dà a Kvara, il quale premia la sovrapposizione di Mario Rui. Guarda che un'altra cosa carina secondo me che dobbiamo prenderci da questo weekend è che Insigne, secondo gol consecutivo, tutti e due bellissimi. Immaginate 2 gol belli di Insigne con un Kvara invece che non segna. Loco Insigne, perché per fortuna Kvara è subito esploso e non abbiamo dovuto fare le vedovelle di Insigne, o viceversa, no? Kvara segna, Insigne che non fa nulla e quindi dobbiamo accanirci contro Insigne, non sei buono, eccetera eccetera. Questa è la dimostrazione. Possiamo andare avanti e non per forza dovercela prendere o con i nostri o insultare quelli là, per esempio Kim, la corsa di insultare Kim, non stai giocando, gioca The League dal posto suo. Ma perché siamo così accaniti nei confronti di questi qua? Cosa ci guadagniamo nell'accanirci contro giocatori nostri o giocatori ex nostri? Non me lo spiego onestamente. E qua il modo in cui Kvara allarga questo piattone, perché era defilato, non era centroporta, non era assolutamente facile fare questo gol. Per me più difficile questo. Guardate le gambe come stanno, è proprio una roba inspiegabile. Grandissimo gol di Kvara. E poi andiamo alle dolentissime note, cioè il gol che prendiamo dopo 3 minuti. Qua Meret al momento del cross, del calcio d'angolo, è in una posizione che se non si fosse mosso la palla gli finiva in mano. Però al momento in cui si rende conto che lo spiovente, perché è spiovente, no? Cross ad uscire, che fa questa traiettoria qua, lui di istinto fa il passo all'indietro e come vedete si incassa proprio nella porta, fa quel passo all'indietro e lui si sente più sicuro con i pali, tra i pali, non vuole stare in mezzo, non vuole prendere palombelle e pallonetti. Di conseguenza qua succede poi il macello dove la palla viene sfiorata, rimbalza addosso ad Anghissà, ha uno scatto fulmineo Sanabria, uno scatto proprio distinto, reagisce a questa palla che vola, ma facendo questo passo all'indietro Meret non è in grado, non può effettivamente arrivarci su quel pallone perché hai fatto questo passo all'indietro. E fa un tentativo, ma al momento in cui fa un passettino in avanti la palla già sta in volo, già sta in rovesciata, e quindi veramente sì, è area piccola, ma ci devi già stare lì. Se hai fatto il passo all'indietro non ci puoi mai arrivare, quindi se rimani e aspetti il pallone con fiducia o lo attacchi con grande coraggio, e lo ha fatto un paio di volte dove si è preso le sue responsabilità, è andato coi pugni, l'ha fatto anche con la Juve, però qui era impossibile a questo punto intervenire. E nel momento in cui lui si mette anche in posizione, anche fortunato tra virgolette a stare nella posizione giusta dove la palla cadrà, però essendo all'indietro non riesce poi ad essere esplosivo nel rimbalzare il pallone, nel respingerlo, e praticamente se lo butta in porta. Migliora un po' quando faccio gli screenshot speciali bonus. Qua costruzione dal basso, vediamo una delle idee di Calzona, cioè di portare Lobotka a prendersi il pallone, quindi si porta via Vlasic, c'è meno densità a centrocampo, si allargano Ostigard e Juan Jesus e sono molto alti i terzini. Tra l'altro Di Lorenzo, come vi avevo detto anche nell'altra partita, i terzini che diventano centrali, cioè che finiscono proprio centralmente. Zielinski qua, Anghissà qua, che danno una mano alla costruzione. Secondo me questo è uno dei modi. Non abbiamo nemmeno sofferto troppo il fazzolettino, siamo usciti anche abbastanza bene, i presupposti si sono creati. Si vedono cose sicuramente interessanti, un po' più studiate. Con il tempo a disposizione se ne vedrebbero di più. Ed è subito meme, perché quest'uomo qua fa, come lo dice Mario Rui a fine partita, deve fare sempre un po' il fenomeno, e lo ha fatto anche questa volta, con atteggiamenti che danno fastidio, che infastidiscono un po' tutti.
fischia, non fischia, permette, poi dopo niente cartellini, rigore, quel contatto con Buongiorno, secondo me c'è poca roba, ma in generale hai permesso al Torino di fare ostruzionismo e quindi di non giocare. Sta girando questa cosa del tempo effettivo, solamente 53 minuti, non è un dato eclatante, lo vedevamo spesso contro il Napoli che si gioca sempre di meno, e si gioca sempre di meno nei gironi di ritorno, si gioca sempre peggio, e quindi non è un dato clamoroso, è quasi nella media, e lì è il problema. Bisognerebbe intervenire sulla mentalità, sulla cultura dei calciatori, degli allenatori. Qualche allenatore lo sta cominciando a dire, però se io sento Barella che prende il microfono e dice volevo chiedere scusa perché hanno detto che è simulazione, non è simulazione, però io in quel momento volevo vincere e quindi volevo chiedere scusa, e la Liotta risponde che bello. Ma come che bello? Che bello? Cioè tu ci stai dicendo che hai simulato di esserti fatto male per ottenere un vantaggio, perché in quel momento tu vuoi vincere e basta, e non te ne freghi di essere scorretto, chiedi scusa perché sei scorretto e hai simulato dicendo no, non ho simulato, però volevo vincere in quel momento, quindi hai esagerato simulando di esserti fatto male. Che bello, la risposta della Liotta. E allora non ne usciamo. E questo è quello che vi dicevo che non mi aveva convinto di Zielinski, cioè se Mario Rui sta scendendo, perché Zielinski scappa invece di andarsi a prendere il pallone che hai qualità, ti fai vedere, stai un po' più indietro. Questa è una cosa che Spalletti aveva studiato nei suoi 2 anni. Ho spostato Zielinski qualche metro più dietro, ve lo ricordate? Poi Zielinski ci finisce sotto punta a riempire l'area, però spostato un po' più indietro si creano più presupposti, e questa catena tra Mario Rui, Kvara, questo triangolo tra Mario Rui, Kvara e Zielinski funzionava alla meraviglia. Qua non mi convince Zielinski che scappa in avanti, resta lì, prenditi il pallone, prenditi la responsabilità e scambia, e magari scende Mario Rui. E questa è una delle cose che non mi avevano convinto tatticamente. Sarebbe bello chiederlo a Calzona. C'è anche da dire che questa azione si conclude con Zielinski che la riceve palla, cioè riesce a trovarsi uno spazio, e poi Mario Rui ha una grande qualità nel trovare un filtrante, perché la palla finisce praticamente cioè non fa questo giro ma finisce così direttamente a Zielinski. E in questo caso, se fosse stato un po' più attivo Kvara, si poteva andare a buttare nello spazio e Zielinski l'avrebbe potuto servire in profondità. Guardate che potenti mezzi, guardate, in quello spazio. E invece qua Kvara è fermo, Zielinski cincischia, e bisogna dirlo, Zielinski quando cincischi, io lo dicevo poi anche nella canzone, e quindi qua poi alla fine fa fallo Zielinski. È chiaro? Chiaro il ragionamento? Insomma, a mente fredda, che poi è pure il giorno dopo, perché io tenevo il che fare, sono dovuto scappare. Chiudiamo la storia di Zielinski. Sono con voi che non ha fatto una grande partita, perché adesso vediamo le pagelle. Però dovete dirlo pure ad Anghissà, e dovete dirlo anche ad Osimhen, non solo quelli che vi hanno ferito, perché quello c'è dietro. Io lo so che il tifoso soffre più di questa cosa qua che della prestazione in campo. Poi oramai teniamo delle convinzioni. Però per esempio su Twitter ho postato un video che ho visto dell'Anghissà con le scarpe, performante, e decisivo e straripante. E quel giocatore dove sta? Quindi mettiamo tutto nel calderone quando facciamo le analisi, e visto che ha segnato Folorunsho anche questa volta, attenzione ragazzi, attenzione, esistono anche, io spero che i ragazzi siano fortissimi, torna Gaetano, torna Folorunsho, perché per una questione di liste il Napoli ci deve pensare seriamente a puntare su questi qua. Però ho sempre paura che la maglia del Napoli abbia un peso, quella del Cagliari, quella del Verona ne ha un altro, e quindi poi non vorrei che noi pigliamo Gaetano, pigliamo Folorunsho, pensiamo di poter fare tutto con loro, e invece poi ci troviamo di nuovo ma servono giocatori di un certo livello internazionale. Capiamoci, a meno che non ci vogliamo ridimensionare senza l'Europa, vogliamo fare un percorso di giocatori italiani, va benissimo, si può fare. Però non me la sento di dire che l'erba del vicino è per forza sempre più verde,
appena si allontana, cioè arriva il vicino, si piglia un pezzettino del giardino che già era nostro, che non ci piaceva perché lo abbiamo detto tutto, non puoi stare con Gaetano, con Foloruscio, se lo prendono, com'è verde però, allora te lo prendi di nuovo, poi lo guardi e dici ma forse si è ingiallito nel trasporto. Attenzione quando facciamo queste considerazioni. E i voti secondo me veramente lasciano il tempo, perché se io non so Calzona cosa gli ha chiesto, cosa posso dare? Posso dare un 6 a Meret perché si bilancia quello che potevi fare senza il doppio passetto, anche se era difficile. Ci sono altre cose dove Meret è stato più responsabile, però la parata su Zapata, e quindi 6 per Meret. Do 6 a Di Lorenzo, che qualche cosina anche in reaction me l'ha fatta dire, e quindi devo tenere presente anche quelle che sono le sensazioni proprio della partita, oltre ai numeri, quanti passaggi hai fatto, proprio cosa hai fatto in partita. 6 a Ostigard, che continua a piacere tanto quando la palla vola, è spiovente, ci mette sempre il fisico, un po' meno in impostazione. E 6,5 a Juan Jesus, non ci posso dare meno, gli vorrei dare anche 7 a Juan Jesus per la partita che ha fatto, però su quella spizzata sul calcio d'angolo anche lui va un po' a vuoto, le diciamo tutte le cose. Arriva a 6,5 Mario Rui perché non fa tantissimo su quella fascia, quindi era da 6 secondo me. Però Bellanova non è stato, c'era grande paura su Bellanova e non è stato decisivo alla fine, e ci mette lo zampino per quella sovrapposizione con l'assist per Kvara. Allora chissà, gli do 6 sempre perché fa vedere cose incredibili crescendo nel finale, e altre volte dove sembra che non sa proprio, veramente la controfigura di se stesso. Mentre 6,5 Lobotka, che esce molto spesso da solo nel mist del centrocampo, si prende il pallone, vabbè, faccio anche il cost to cost se devo farlo. A Zielinski, come detto all'inizio, gli do 5,5, e non perché sia svogliato, perché non l'ho visto svogliato, ma perché tatticamente secondo me potevi fare un pochino di più, seguendo la famosa idea di Spalletti, abbassandolo un pochino, quindi facendolo più partecipe della manovra. Non parlo di svogliatezza, non parlo di queste storie qua, perché le immagini che vi ho fatto vedere ci dimostrano il contrario. È proprio tecnicamente che mi devi far vedere di più, vatti a prendere il pallone, prendi iniziative tecnico-tattiche. Però poi devo chiedere a Calzona, magari Calzona lo voleva spostare un po' più avanti, visto che i difensori, i centrocampisti seguono a uomo, volevi liberare un po' di spazio verde per far costruire meglio Lobotka, sarebbe bello chiedere, ma nessuno glielo chiederà. Politano 6, un po' più vivace rispetto alle ultime uscite, e stava rischiando di fare un paio di assist a Kvara, quindi è un 6 è un 6 più onestamente per Politano. Osimhen 5,5, io credo che si sia abbattuto, il confronto con Buongiorno secondo me Buongiorno lo ha limitato parecchio, poi con le buone, con le cattive siamo alle solite, è sempre bello averlo Osimhen lì, perché avendo più attenzioni su di sé Kvara si libera e si può muovere tutto bene intorno. A Kvara diamo 8, gli diamo il pallone e gli diamo anche le chiavi del nuovo centro sportivo a Bagnoli. Ma poi, se tu vuoi fare veramente lo stadio così, perché ti vai a scegliere Bagnoli, che deve essere ancora bonificato? Scegliti un'altra zona dove è già tutto pronto e puoi mettere subito il primo mattone. Invece no, devi scegliere la cosa. Non si faccia ironia, non si può, nessuno si azzardi a fare ironia, perché ADL fa sul serio, e se fai sul serio, fai sul serio, e noi ci stiamo tutti zitti. Dopodiché al 67esimo, come da logica, perché questo oramai è un leitmotiv di Calzona, esce la mezzala, esce Zielinski ed entra Traoré, che fa benino. Speriamo che siano minuti che gli ha fatto mettere fa anche un tiro molto velleitario da questa zona, però più ha fatto quello che mi aspetto da Zielinski, andarsi a prendere il pallone, molto dinamico, deve aumentare in qualità, deve aumentare proprio in fisicità, in presenza fisica. Speriamo che stia bene per il Barcellona, perché quello teniamo e non possiamo fare altro. E poi la nuova vita di Raspadori, che è questa vita da ala destra, che però finisce ogni tanto qua, che si va a cercare la sua zona, meno impattante di altre volte, anzi in quell'azione
dove Kvara era in assolo, secondo me fa la sovrapposizione sbagliata perché aggiunge un uomo a Kvara invece di togliersi. Non riesco a dare voti né a Raspadori né a Traoré né a Lindstrom, che entrerà al 92esimo. Prima entrerà Olivera, altro secondo me minutaggio verso la partita di Barcellona. E poi Lindstrom al posto di Lobotka è veramente una mossa che non ha tanto senso qua, Calzone, perché siamo negli ultimi dei 3 minuti finali, siamo oltre il 92esimo. Metti Lindstrom qua con Kvara un pochino più centrale o libero di andarsi a trovare la storia. Nel finalissimo io più che Lindstrom ci metterei un Simeone per fare qualche lancio e fare una doppia punta per fare a botte. La scelta di Lindstrom con manco il tempo di riscaldarsi non mi ha convinto. Oppure potevi fare qualche cambio un pochino prima per fare un cambio di modulo, ma ci ha detto Calzona che in questo momento un altro cambio di modulo potrebbe mandare ancora di più in confusione i ragazzi e dobbiamo accettarlo. In conclusione, adesso che vedete questo video probabilmente ci sarà Juventus-Atalanta, o già hanno giocato, perché quando ve lo state vedendo scrivetemi nei commenti quando ve lo siete visto questo video, e Fiorentina-Roma, quindi poi sta a voi decidere chi tifare, la Fiorentina che ci sopravanza però ferma la Roma, o la Roma che ci allontana completamente, salutiamo però non veniamo superati pure dalla Fiorentina. Il pareggio, tutto quello che volete voi, però vedete che la situazione purtroppo è quella che è. E a margine le parole di Barella sono disgustose, e a questo ci aggiungiamo che le simulazioni non finiscono lì. Ho appena visto un video di Henry che stramazza al suolo con D'Aversa che fa il gesto della capata, ma pure se ti sfiora, ma che cosa ti ha fatto D'Aversa? Simuliamo anche post partita. È uno sport veramente che sta perdendo completamente credibilità. Mi dispiace, ma se non intervengono seriamente punendo queste storie, invece di dire che è bello, devi dire non lo fare più, perché così si rovina il calcio, è l'unica cosa che si può fare. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio, vi chiedo scusa per il ritardo, per l'attesa per questo video, il che fare era potentissimo, ma ci sono molte altre cose. Domani iscrivetevi al canale, lasciate il like, perché domani e che ci sta.